A Licata nella giornata del 24 luglio scorso i poliziotti della Polizia di Stato del commissariato, congiuntamente ai poliziotti della squadra mobile e della questura di Agrigento, nel corso di un'intensa attività tesa alla repressione dei reati, focalizzata contro il tristemente noto fenomeno dei furti d'acqua, hanno tratto in arresto 3 persone in flagranza di reato. Il servizio in questione, svoltosi nelle campagne licatesi, precisamente in contrada Safarello, ha portato alla luce diverse prese abusive alla conduttura idrica gestite dalla società Sicilacque. Il personale nel corso del servizio ha constatato che gli appressamenti abusivi erano in funzione e sottraevano illecitamente ingenti quantità d'acqua destinate alla collettività. Il personale della Polizia di Stato, quindi, con un'attività celere e certosina, congiuntamente ai tecnici dell'anzidetta società, al termine degli accertamenti, risaliva così ai responsabili, traendoli in arresto in flagranza di reato per furto aggravato, e procedeva al sequestro dell'invaso dove l'acqua era stata convogliata e del materiale utilizzato per la commissione del reato. Gli arrestati, al termine degli atti di rito, venivano quindi posti a disposizione dell'autorità giudiziaria e a loro veniva contestato il reato di furto aggravato in concorso. Al termine dell'udienza il GIP della Procura della Repubblica di Agrigento ha convalidato l'arresto per tutti gli imputati coinvolti. Le indagini sono tuttora in corso, la responsabilità penale degli indagati non sarà definitivamente accertata se non al termine del procedimento giudiziale che li vedrà coinvolti.